Andrea, sei a un passo dalle 50 presenze con la maglia del Cagliari, ne manca una e allora facciamo un salto indietro al 23 giugno 2020, l'esordio, 1 minuto solo con la SPAL è valso, però per rompere il ghiaccio ti sei mai guardato indietro per analizzare queste stagioni e nel caso ti aspettavi di bruciare così in fretta le tappe? Sinceramente ho realizzato da poco il percorso che ho fatto in questi 2 anni. Penso di aver fatto un percorso bello deciso perché sono partito con 2 espulsioni. Sicuramente mi sono servite perché magari in quel momento mi sentivo già arrivato, invece mi hanno fatto tornare indietro e fare di nuovo la gavetta che mi serviva. Però oggi mi vedo sicuramente molto maturo e molto cambiato. Già l'anno scorso hai vissuto un'impresa salvezza importante con la squadra, quest'anno ci state riprovando. All'inizio della stagione proprio la difesa, no? Era uno dei reparti finiti nell'occhio del ciclone, però da inizio anno è cambiato qualcosa. Ecco, cosa avete svoltato lì dietro? Allora, il mister lavora tantissimo sulla tattica, infatti dedica tanto tempo alla nostra difesa. Magari inizialmente subivamo pochi tiri e prendevamo subito gol, invece adesso comunque siamo migliorati tanto, prendiamo pochissimi tiri e non subiamo gol. Cioè magari subiamo un gol, però siamo sempre sul pezzo e lavoriamo bene, quindi comunque stiamo lavorando tanto sulla difesa. Ecco, so che non sei uno che ama tantissimo i numeri, però devi sapere che sei l'Under 21 italiano più utilizzato in assoluto del campionato in corso. Ti sei mai chiesto se avessi un cognome più esotico o se magari giocassi in un'altra squadra avrei ancora più attenzione addosso? Ma a me va bene così sinceramente, l'importante è giocare e poi questo è un motivo di orgoglio sicuramente. Non guardo queste cose, però penso sempre al lavoro, poi i risultati arrivano. Hai compiuto 21 anni da pochissimo e nonostante questo sei stato anche nelle ultime partite uno dei difensori centrali del Cagliari con maggiore esperienza, tra virgolette, perché la difesa è diventata molto giovane anche nel cambio che c'è stato nel calciomercato. In rossoblu ti chiedo, senti anche magari una responsabilità in più in questo aspetto? Ma la responsabilità l'ho sempre sentita, comunque essendo sardo, rappresentando la squadra della mia terra, quindi diciamo che mi vedo sicuramente più maturo perché sono passati solo 2 anni, adesso magari mi definiscono quasi uno con quelli con più esperienza rispetto agli altri e questo un po' mi fa strano, però sicuramente devo continuare a lavorare e cercare ancora di essere più esperto in diverse situazioni. Ecco, a proposito di sardi che hanno bruciato tanto le tappe con la maglia del Cagliari, Nicolò Barella indossò per la prima volta la fascia di capitano della squadra rossoblù a 21 anni e 6 mesi. Ce la facciamo a batterlo? Ma quello sarebbe il sogno più grande, però se dovesse succedere però aspettiamo, dai, vediamo. Da Canzi in poi, dal settore giovanile alla prima squadra, hai vissuto diversi allenatori in questi anni con il Cagliari. È sempre brutto, no? Chiedere a un giocatore qual è l'allenatore a cui è legato di più, quello con cui ha un rapporto particolare, però senza chiederti l'insegnante a cui sei più legato, qual è l'insegnamento di questi anni che porti dentro di te? Prima di tutto sono un debitore a tutti gli allenatori che ho avuto, da tutti ho imparato qualcosa e ho preso tanto sicuramente. Diciamo la maturità, quello che ho preso più dagli allenatori, mi hanno insegnato a essere tranquillo, a gestire i momenti e questo forse sono debitare a tutti gli allenatori che ho avuto, quindi li ringrazio per questo. Ecco, ti faccio un passaggio solo su un nome, ovvero Walter Zenga, l'allenatore che ti ha fatto esordire a Cagliari, che ti chiamava Carboncino, che non so se è un soprannome che ti piace troppo, anche se poi in primavera ti chiamavano quasi tutti Carbo. Vi sentite ancora e quando ha deciso di buttarti per la prima volta nella mischia, cosa ti ha detto? Allora, non era un momento scontato quando mi ha buttato nella mischia a Ferrara perché la squadra non vinceva da tanto tempo, da un paio di mesi e mi ha buttato comunque, vincevamo 1-0, mi ha dimostrato subito fiducia e poi il giorno dopo mi ha detto credi che sia finita qua, ti mando in campo col Torino. Ogni tanto lo sento, non spesso però ogni tanto ci sentiamo e a lui sarò sempre debitore perché ha creduto in me dal primo minuto, mi ha fatto sentire importante da subito. Hai avuto non solo allenatori importanti ma anche compagni di reparto con un curriculum di tutto rispetto, con tanta esperienza internazionale. Ti chiedo chi è magari il compagno che ti ha aiutato di più in questa crescita a Cagliari? Ma io sinceramente devo ringraziare tutti perché veramente dal più grande al più piccolo, anche il più giovane, non può essere solo Vato che è arrivato,
un consiglio, qualcosa, comunque un'indicazione ti aiuta sempre, quindi io ringrazio tutti, non dico uno particolare perché comunque tutti mi hanno dato una mano veramente, dai più vecchi ai più giovani. Ecco, una delle ultime interviste che ha fatto da giocatore del Cagliari, Raja Nainggolan, a cui so che sei molto legato, c'è anche una bellissima foto che vi ritrae quando tu eri molto molto bambino, e ti ha definito il giovane vecchio del Cagliari proprio per la tua maturità, che sicuramente è uno dei tuoi punti di forza, però fuori dal campo che 21enne è Andrea Carboni? Andrea Carboni è uno con la testa sulle spalle, che sa comunque che magari in questo momento sta andando bene, però in un attimo si può trovare dall'altra parte, comunque a non essere più considerato come adesso, quindi so che comunque devo lavorare tanto, non sono arrivato e anche magari quando avrò più anni di esperienza dovrò continuare a dare di più e raggiungere gli step maggiori. Una famiglia molto unita, dei forti legami con il territorio, no? Ce l'hai anche già un po' raccontato, è quella sana testardaggine tutta sarda che però aiuta in alcuni casi, tutti i valori che sicuramente ti hanno aiutato nel mondo del calcio anche a crescere. Ma se da ragazzino quel giorno in cui hai scelto il calcio avessi scelto il jiu-jitsu, ora cosa faresti? Non lo so sinceramente, magari non sarei così a livelli così alti, però anche quello mi ha dato una grossa mano, mi ha insegnato a rapportarmi con gli altri e tante cose. Poi vabbè, la mia famiglia, l'ho sempre detto, mi ha guidato. Se sono qui oggi è sicuramente grazie a loro, perché sono stati tanti momenti dove magari staccavi con la testa, non c'è di più, e loro sono sempre stati dietro a me, ci hanno creduto. Andrea, l'anno scorso, tra alcuni infortuni, il rinnovo di contratti, hai vissuto un periodo in cui sei tornato, no? A giocare per qualche partita in primavera, hai risposto alla grande, ti sei riguadagnato anche la prima squadra. In generale, in questi anni, anche nel settore giovanile, c'è mai stato un momento in cui hai pensato no, in Serie A non ci arriverò? Ci sono stati diversi momenti, comunque più che altro in Under 17 ho pensato comunque è difficile arrivare perché stavo facendo qualche panchina, comunque pensavo di non farcela e lì, come ho detto prima, la famiglia mi ha dato tanto, mi ha fatto credere comunque che ci potessi arrivare, forse è stata la svolta proprio quella. Poi in primavera conoscere persone come Agostini, Conti, Canzi, trovare le persone giuste al momento giusto sicuramente mi hanno aiutato. Ecco, l'abbiamo detto all'inizio, no, di questa chiacchierata, sei a una presenza dalle 50 presenze con la maglia del Cagliari, hai marcato davvero tanti giocatori forti, da Ibrahimovic, Lukaku, Vlahovic. Chi è il più difficile da marcare in Serie A? Allora, attuale Vlahovic, l'anno scorso vabbè, Lukaku, quando Lukaku era in Serie A è quello che mi ha impressionato di più, anche se poi quella partita diciamo, mi ha fatto mettere in mostra e mi è servita. Ecco, quest'anno la Primavera è tornata a fare molto bene, protagonista del campionato Primavera 1, un po' come era successo anche nei tuoi anni, quando anche tu stavi con la Primavera di Max Canzi, e diversi giocatori di Alessandro Agostini stanno facendo, no? Le loro prime esperienze, i loro primi passi con la prima squadra. Come li stai aiutando tu, che sicuramente sei un simbolo per molti di loro, e chi secondo te a livello di maturità forse, più che a livello tecnico, è più pronto? Secondo me ce ne sono diversi, per me è una primavera veramente forte con tanti giocatori forse anche già pronti a fare il salto, come vabbè, adesso faccio l'esempio di Obert che sta giocando con noi e noi ci confrontiamo, comunque ha solo un anno in meno di me, fa strano però ha solo un anno in meno di me, cerco di aiutarlo perché comunque magari dopo la partita di domenica può essere in difficoltà, ma l'ho vissute prima di lui queste cose e credo che sia un ragazzo fortissimo e quindi avrà sicuramente un grande futuro. Poi l'altro che mi sta facendo un'impressione davvero forte è Kourfalidis, perché lo vedo molto in crescita e pronto. Poi vabbè, ce ne sono diversi, Tramoni, De Zogus, ce ne sono proprio tanti. Ecco, infine un passaggio doveroso sulla Nazionale Under 21, hai fatto la tua prima partita, stai entrando nel giro delle convocazioni di Paolo Nicolato, che è uno che negli ultimi anni, specie con i difensori, ha sbagliato poco. Puoi chiedere al tuo compagno Bellanova per conferme, visto che nel periodo diciamo più complicato lui era uno di quelli che ci ha sempre creduto su Bellanova e adesso ha avuto ragione lui. Secondo te cosa ti manca ancora? Che step devi fare per diventare assoluto protagonista titolare dell'Under 21? Ma
Io devo continuare a lavorare come ho sempre fatto, non mi è mai stato regalato niente, quindi mi devo far trovare pronto se arriverà un'occasione in questi mesi o comunque tra un anno, quando arriverà. Io sono felice comunque di essere in quel gruppo, perché ci sono tanti giocatori forti, infatti i risultati lo stanno dimostrando e niente, essere in nazionale è comunque un orgoglio e continuo a lavorare per essere ancora più protagonista.